Salve a tutti e a tutti, oggi per la Scuola del Popolo della CGIL di Oristano vi proporrò la quinta pillola sulla storia dei minatori sardi. Proverò a cercare qualche risposta nel lasso di tempo che va dal IX secolo al I secolo a.C., periodo noto comunemente come Fenicio Punico. Parleremo di minerali e di produzioni di metallo, lasciando agli esperti le dispute sui protagonisti di questa storia. Anche in questo periodo le notizie letterarie ed epigrafiche sono scarse e frammentarie. È certo però che uno dei punti di attrazione che portarono la creazione dei famosi scali fenici punici lungo la costa poteva sicuramente derivare dalla presenza di importanti giacimenti minerari. Lo suggerisce la lettura di un'epigrafe trovata a Nora, e a tal proposito Francesco Manconi scrive: l'indizio archeologico del precoce sfruttamento delle miniere sarde da parte fenicia è un pane di piombo ritrovato a Monastiro assieme a ceramiche arcaiche. Sul pane è impressa a caldo la lettera Zain, da supporsi come marchio di fabbrica. L'oggetto lascia supporre che il minerale provenisse dalle miniere della zona montana dell'Iglesiente, ricche di galena. Sancirebbe anche il passaggio, ipotizza Manconi, dal possesso dei nuragici al controllo dei semiti, dei giacimenti e delle miniere di quella zona. I cartaginesi, sul finire del VI secolo, occuparono il territorio di Antas, a Flumini Maggiore, e ne coltivarono le risorse minerarie. Con certezza si può asserire che il minatore in questo periodo subisce un passaggio di stato sociale importantissimo. Da parte integrante, come abbiamo visto nella scorsa pillola, della vita del villaggio nuragico, diventa servo dei nuovi padroni. L'attività mineraria in questo periodo subì il controllo da parte di guarnizioni militari e Cartagine trasse tanta ricchezza dal commercio dei minerali scavati lungo le coste della Sardegna. Nell'isola Cartagine aveva numerose fonderie a bocca di miniera, testimonianza poi confermata dal ritrovamento in loco di una lampada tardopunica utilizzata dai minatori dell'epoca e dalla presenza nei pressi delle zone interessate dagli scavi da forni in granito incamiciati con terre refrattarie, e vicino ai forni c'era minerale combusto, c'erano tracce di metallo fuso e altre tracce importanti dell'attività metallurgica di quel periodo. Poi, in un vano dell'acropoli di Monte Sirai a Carbonia, gli archeologi hanno rilevato tracce di lavorazioni del ferro, fornelli, cenere, scorie di fusione, che confermano un'intensa attività metallurgica anche in quella fortezza punica. Mi preme sottolineare un fatto: fenici, punici, cartaginesi o semiti, come vengono indicati nei numerosi testi dagli studiosi, in Sardegna non poterono fare a meno delle scoperte fatte dai sardi prima di loro, e con assoluta certezza possiamo dire che utilizzarono appieno la perizia maturata dai sardi in quella che più avanti nel tempo sarà chiamata arte mineraria. Se poi associamo alla presenza dei forni la produzione del minerale, possiamo senza paura di sbagliare dire che la quantità scavata era sicuramente ingente. Tantissimo minerale fu portato via dal sottosuolo sardo, grazie all'impiego di una forza lavoro numerosissima. I manufatti simbolo che gli studiosi associano a questo periodo sono i numerosissimi rasoi, piccole accette, dice Ferruccio Barrecca, di carattere magico-religioso, da portarsi addosso come talismani. Poi ci sono armi in ferro che sono state ritrovate a Tuvigedu, a Cagliari, o ad Antas, nei pressi del Tempio Punico, arnesi ad uso agricolo invece che sono rinvenuti nei pressi del santuario di Sant'Andrea a Frius, e tanti altri manufatti ad uso comune. Siamo giunti in prossimità del I secolo a.C. e nella prossima pillola approfondiremo questo che è il periodo della dominazione romana. Vi saluto e vi ringrazio.